Allora, innanzitutto all'entrata avete visto le nuove copie, forse qualcuno si sarà accorto che è la nuova, perché anche la copertina è leggermente diversa dalla precedente. Abbiamo esaurito le 7.000 copie che avevamo stampato questo settembre, è stata largamente diffusa durante gli incontri nelle province e in tutte le altre occasioni distribuite alle varie organizzazioni. Abbiamo realizzato una nuova stampa che ha appunto preso anche occasione di correggere qualche piccola correzione, fare qualche piccola correzione, ma niente di particolarmente importante, sostanziale. Invece e tra l'altro questa guida sarà distribuita, penso che riusciremo a fare la consegna prima della pausa natalizia, in un certo numero, scusa Franco che presento, sì, in un certo numero a tutte le associazioni che fanno parte del partenariato. E quindi credo insomma che avrà una buona distribuzione anche mi sono sospeso nel parlare perché stavo digitando l'indirizzo del Piave, perché invece la novità forse più interessante che abbiamo messo in atto in questo ultimo mese è una specie di motore di ricerca che lavora online, si può accedere dal Piave. Nella cartellina trovate anche un piccolo foglio di istruzione. Ecco, dalla home page di Piave, oltre alle pagine dedicate al PSR, trovate adesso un nuovo box sulla introduzione guidata alle misure. Ecco qui si tratta, come dicevo, di una specie di piccolo motore di ricerca per far scegliere al potenziale beneficiario la misura che più gli interessa. In home page trovate queste 3 tipologie di ricerca: una ricerca in campo libero, quindi basta digitare una parola attinente ovviamente al programma di sviluppo rurale, giovani, azienda, investimenti, eccetera. Oppure c'è la possibilità di fare una ricerca per classe dei beneficiari, oppure ancora, per chi ovviamente conosce già l'articolazione del PSR, una ricerca per misura o per tipo di intervento. In effetti il significato di questo servizio è più appunto per una ricerca per beneficiari. Si può fare una ricerca prima o per una macro categoria, quindi privati singoli, pubblici, collettivi o meno, e poi per tipologia più specifica di quella categoria. Il sistema propone quindi fa una scelta e propone la misura e i tipi di intervento collegati a quel beneficiario. In questo caso abbiamo scelto l'azienda privato singolo, agricoltore generico, diciamo. C'è uscita la misura 4. Per ogni misura c'è una breve descrizione, la possibilità di scaricare la scheda sintetica dell'intervento, che è in pratica la scheda della guida, oppure la scheda che è il testo ufficiale del programma di sviluppo rurale, quello ovviamente per la parte che di interesse. E poi vedete ci sono altri 3 tab, 3 sezioni. Nel dettaglio di misura si fa invece un discorso, una descrizione sulla misura e non sul tipo di intervento. Anche qui la scheda e il testo del PSR. Si possono recuperare ovviamente anche i documenti generali
ovviamente fanno riferimento anche a questa misura, e nella sezione multimedia i video che presentano le singole misure, e alcuni li vedremo proprio oggi. Ovviamente questo è un servizio che verrà via via implementato nel tempo e che ovviamente appena usciti i bandi inseriremo anche il link ai bandi, e quindi può essere uno strumento sia di aiuto per l'utente finale per ricercare la misura di suo interesse, ma anche per, penso, molti di voi, molti operatori del settore, perché diventa un po' la banca dati, il contenitore dove poter trovare tutti i documenti fondamentali del programma di sviluppo rurale. Vi ricordo, è possibile accedervi da Piave, dall'home page di Piave, oppure anche da questo indirizzo, introduzione guidata psrveneto.it, direttamente. E adesso do la parola a Franco Contarin per il suo intervento.